autonomo, ma a livello nazionale secondo lei si riuscirà a fare la quadra, sarà compatto il centrodestra? Perché mi sembra che le opinioni siano un po' diverse. Le opinioni siano diverse mi sembra evidente. Mi auguro che si possa trovare una sintesi, perché c'è stata una proposta di un partito di maggioranza che è la Lega, che gli altri che non si possono liquidare, non siamo d'accordo, arrivederci, grazie. Così il presidente della regione Massimiliano Fedriga sul terzo mandato, tema girato dall'Assemblea regionale del Carroccio al leader Salvini per una soluzione romana con Fratelli d'Italia e Forza Italia. Quanto alle possibili connessioni fra terzo mandato in Friuli Venezia Giulia e candidati a sindaco di centrodestra alle comunali di Pordenone e Monfalcone, dove alla fine la quadra è arrivata con Alessandro Basso e Luca Fasan. Non ci sono ho letto più volte ricostruzioni di collegamenti tra candidature a Monfalcone, a Pordenone, addirittura sulla sanità, terzo mandato. Sono temi sul tavolo della maggioranza che si stanno discutendo, credo, con la massima tranquillità e serietà. È evidente che sul terzo mandato ci sono posizioni differenti e su tante cose ci sono posizioni differenti, ma siamo sempre riusciti a trovare una sintesi. Poi l'attualità più stretta a partire dalle 3 zone rosse che scattano da domani a Trieste a seguito dei ripetuti e preoccupanti episodi di violenza nel capoluogo regionale. È giusto che ringrazio Prefettura, Questura e tutte le forze dell'ordine che instaurano queste zone rosse e migliorano il presidio della città. Non verrà soltanto qua, anche a Udine è importante, perché seppur nel confronto con i vertici nazionali si è sempre sottolineato e si continua a sottolineare che, malgrado gli episodi da lei ricordato, fortunatamente la nostra regione rimane ancora una regione distante da quei fenomeni di violenza quotidiana che vediamo in altre città italiane. È fondamentale però presidiare il territorio in modo attento, importante, affinché anche questi fenomeni, seppur di minore importanza rispetto ad altre realtà italiane, vengano fermati e la città possa vivere in modo tranquillo. Non è mancata una riflessione del governatore sul caso dell'annuncio di chiusura di U-Blox, l'azienda di Sgonico che lavora sulla ricerca e lo sviluppo in ambito di telefonia e sistemi wireless, dove rischiano di andare a casa 197 dipendenti altamente specializzati. Un caso da Golden Power? Noi su quello stiamo facendo tutti gli approfondimenti. Devo dire che l'assessorato al lavoro con l'assessore Rosolén si è subito messo i ferri in acqua per cercare ovviamente di capire anche quali sono gli strumenti che abbiamo in mano come istituzione regionale, ma anche come governo nazionale, per andare ad affrontare questo tema che sicuramente ci preoccupa in modo importante. Penso a questo, penso a Flextronics, insomma sono temi che sia il governo regionale che quello nazionale stanno seguendo attentamente, con ovviamente gli strumenti che possiamo mettere in campo, quello che posso assicurare che li metteremo tutti.